Ho sentito un missile passare e immediatamente subito ho sentito un gran fracasso che era sicuramente una macchina. Ho preso tanta paura. È passata in tutta velocità e subito ho sentito prima un botto, dopo un secondo colpo, cioè 2 bombe. Allora subito mi sono messo il giubbotto, sono corso fuori perché ho detto qua il segacco pa. Sono ancora sconvolti i residenti di via Sant'Angelo a Treviso per quanto accaduto nella notte. Poco oltre il sottopasso, un'auto a folle velocità esce di strada e si schianta contro un muretto, poi contro il marciapiede, ma quando i residenti escono a vedere, l'automobilista ha già ingranato la marcia. Era già scappata la macchina. Qua sulla strada era tutto seminato di pezzi di auto, fanali, paraurti, c'era la targa, c'erano altri pezzi di coso. I residenti chiamano le forze dell'ordine che, grazie anche alla targa, riescono a rintracciare il pirata nei confronti del quale ora verranno presi provvedimenti. Ma quanto accaduto rinfocola le polemiche sulla messa in sicurezza di questo tratto di strada. Si corre troppo forte e c'è il limite di velocità, ma evidentemente non basta e non ci sono dissuasori. E non so, io non mi intendo, ma però bisogna fare qualcosa. Nel mirino dei residenti l'amministrazione comunale. Che facciano qualcosa, un autovelox, un qualcosa, perché qua prima o poi ci scampa il morto. Se quell'incidente di stanotte succedeva adesso, a me copava bambini, anziani, chiunque sia, perché questo è il passaggio dei pedoni, non abbiamo altro. Il sindaco intervenga, faccia qualcosa.